Buongiorno e ben ritrovati con una nuova edizione del TG Flash di New Sicilia. In apertura eseguita dalla polizia etnea l'operazione Disco Gang, che ha spedito in carcere 6 giovanissimi, tutti di Catania, protagonisti di violenti pestaggi all'interno delle discoteche della città. Erano il terrore della movida catanese. Falsi professionisti smascherati e denunciati nel siracusano, tra questi una dietologa, un fisioterapista e un odontoiatra che esercitavano abusivamente la professione. Nei guai anche la responsabile di una struttura per anziani rimasta aperta nonostante l'ordinanza di chiusura e di sgombero degli ospiti. Sequestrate 10 tonnellate di pescato non tracciato a Palermo e provincia, in particolare si tratta di 90 esemplari di tonno rosso e 9 di pesce spada. Complessivamente sono 3 gli interventi della finanza che in 2 casi ha seguito i mezzi utilizzati per il trasporto dal porto direttamente in pescheria. Paura a Scicli, nel Ragusano, dove si è verificata una sparatoria tra 2 gruppi di giovani, forse per un regolamento di conti. I colpi di pistola sarebbero stati esplosi a scopo intimidatorio, generando grande preoccupazione tra i residenti della zona. Fortunatamente nessun ferito, ma le indagini sono in corso. E in chiusura, per la prima volta a Catania, è in corso nelle zone a elevato rischio di incendi un piano di interventi a tutela della pubblica incolumità disposto dall'amministrazione comunale. I lavori si protrarranno per una ventina di giorni e riguardano 96 siti. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento alle 19:30. Buona giornata!